Adesso faccio un piccolo riassunto delle parole di Sheikh, quello che ha detto, e la programma per il futuro, usando sempre la lingua italiana, così almeno tutti possiamo capire. Allora, come diceva, tutti i fratelli hanno fatto un ringraziamento, noi ringraziamo tutti per la vostra presenza e tutti quelli che hanno aderito a comprare questa moschea. Questo qua, cari fratelli, bisogna pensare che questo qua è il primo passo. Il primo passo comprando il posto. I passi sono tanti. Prima compriamo il posto, dopo dobbiamo costruirlo e dobbiamo pensare anche di comprare un altro posto di terreno che inshallah diventa anche un cimitero. E quindi il programma è ancora lungo. Però per adesso il primo passo che sarebbe un passo importantissimo, avendo il posto tutto nostro per sempre. E noi vogliamo sentire un takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Fate sentire un Allahu Akbar! Così Allah Azza wa Jalla, il minimo, vede che il ringraziamento di Allah Azza wa Jalla, quando vede i musulmani sono contenti che Allah ha dato a loro. Allah ha dato a voi una moschea per sempre, non siete in affitto, non siete sotto di niente, anzi, noi, tanto per capire, siamo andati una volta a aiutare i fratelli di Erba a trovare un posto, ma subhanallah, era per me un'esperienza a trovare un posto, un garage, non abbiamo neanche trovato un garage per farlo sulla moschea, pensate. E Allah Azza wa Jalla ha dato alla gente di Lecco il posto più grande che c'è. Voi, cari fratelli, siete beati di Allah Azza wa Jalla, perché Allah ha dato a voi una moschea, più grande moschea, non dico, ma in tutta la zona, una delle più grandi in Lombardia. Se Allah Azza wa Jalla dà a noi anche di comprarsi quel pezzo di terra che sarebbe il millimetro fino al fiume, quindi noi siamo su superficie di 3.000 metri, una grande moschea, e Allah Azza wa Jalla, inshallah, ci aiuta noi a comprarla. Ma noi cosa vogliamo da voi? Ecco, cosa vogliamo? Vogliamo una sola cosa. I soldi ha fatto di tutto Allah per trovarli, perché sono somme, non possiamo da soli a prenderle. Noi qua stiamo parlando di 1.240.000 euro solo al posto. Sono cifre un po', danno un po' la testa, non sono cifre normali. E per costruirlo servirà almeno 1 milione ancora per costruirlo. Ma noi vogliamo da voi il dua. Il dua, perché se sarà fra di voi uno che Allah accetta il suo dua, noi andiamo sempre bene. E la resistenza è riempire le moschee. Allah ha dato a voi la moschea, ma Allah vuole che voi ringraziate Allah. Ringraziando Allah, non solo dire Alhamdulillah è finita la storia, no? Ma per ringraziarlo bisogna che Lui ti ha dato il posto, ma vieni alla preghiera. Non viene solo il venerdì. No, ma viene, la preghiera non è solo il venerdì per far ricordare il fratello, la preghiera è tutti i giorni, e 5 volte al giorno, e la moschea è apposta aperta 5 volte al giorno, e chiede, quando l'adhan dice Hayya ala salati hayya al falah, il fratello abita qua ma chi se ne frega, il fratello abita lì ma chi se ne frega, l'altro non abita lì, ma Hayya ala salati hayya al falah per chi? Per i ginni? Non arrivano i ginni. Ma Hayya ala salati hayya al falah per quelli che girano. La moschea è sempre aperta, chiama i fratelli, ma venite, lasciamo un attimo il divano, lasciamo un attimo la televisione, lasciamo un attimo, quando c'è tempo, idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Se c'è un po' di tempo, viene a trovare Allah, viene a pregare, non stai lì sul divano, non stai lì a fare le cose che non devi farle, perché sprechi tempo, qua la salvezza. E chiedi a Allah Azza wa Jalla che tu, se arriverà il tuo momento, ti prenderà Allah qua, dentro casa sua. E sapete il compenso quando uno muore dentro casa sua? Non c'è il compenso. Non abbiamo alcun dubbio su
se uno muore a casa di Allah non va al paradiso, non c'è nessun dubbio. Quindi venite, riempite il vostro moschea e non guardate se questo qua è la moschea d'Egitto, di uno e altro, è sempre casa di Allah. Senza guardare, se non ti piace qualcuno, fa niente, ma tu sei venuto per Allah, non guardate niente. E noi chiediamo anche alle donne, venite a casa di Allah, non impedite alle vostre donne di venire a casa di Allah, come diceva Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u iman Allahi buyut Allah. Io da appena sono entrato qua stavo vedendo solo una donna che gira, è la mia donna, perché la moschea ha dato solo a una donna qua. Portate le vostre donne, portate i vostri figli, fate i vostri figli che diventa questo qua il loro posto preferito, perché se loro abbandonano il posto qua lo troviamo un altro posto che non va mica bene. I nostri figli, se non vengono alla moschea, il futuro è un po' grigio, ragazzi, cari miei, il futuro è un po' grigio, perché lo troviamo in mezzo alla strada, perché se noi non rompiamo il nostro tempo delle cose positive, si riempiranno delle cose negative. Man la tashghalu nafsuhu bil haqq shaghalathu bil batil. Se mio figlio non arriva in moschea, lo troviamo in un altro posto davanti alla stazione o al lungo lago a fare le cose che non doveva farle. Quindi quando venite qua portateli i vostri bambini, fateli attaccare. Diventa, perché questo qua, anche noi, se noi dobbiamo pensare al futuro dell'Islam qua, e i nostri figli, perché noi, come sempre detto, per noi come grandi siamo tessuti di paesi musulmani, perciò non c'è, io non mi preoccupo del vostro Islam, il vostro Islam, io non mi preoccupo. Se io vado in Cina faccio la preghiera ugualmente, se vado in Giappone faccio la preghiera ugualmente, se vado a qualsiasi posto io prego, mentre il mio figlio non lo so se fa la preghiera, e lì è il problema, cari fratelli. E quindi il futuro dell'Islam, i nostri figli, il nostro obiettivo è di far su moschee ben fatte come si deve, ma per i nostri figli. Noi lavoriamo qua, noi dobbiamo educare noi stessi di venire sempre in moschea, accompagnati con i nostri figli, con le nostre mogli. Veniamo sempre qua in moschea, se dobbiamo festeggiare facciamo sempre le feste, facciamo sempre dei discorsi, siamo sempre in moschea, in modo che l'Islam rimane. Perché è inutile noi spendiamo un mare di soldi, compriamo le moschee e dopo non troviamo nessuno. I nostri figli dove sono? Ci sono altre porte che aspettano i nostri figli. Quindi cerchiamo noi, inshallah, come consiglio direttivo, se spacchiamo in quattro e lavoriamo mattina a sera per far venire anche un po' di soldi per costruirlo. Inshallah verrà costruito, ma dobbiamo costruirlo in modo tale di essere un posto più bello che c'è, ma non è solo verso i nostri occhi, ma gli occhi dei nostri figli. Perché, cari fratelli, i nostri figli pretendono, non vogliono un posto qualsiasi o un garage sottoterra, acqua passata. Ormai i nostri figli sono abituati. Se non vengono qua a una moschea fatta come si deve, sono apposta, devono andare all'altro oratorio che lì aspetta, ma quell'oratorio lì, cari fratelli, sapete cos'è? Fa parte della Chiesa cristiana, E quando fa parte della Chiesa cristiana, cosa pretendete dalla Chiesa cristiana? Pretendete che prima o poi i vostri figli metteranno croce. Era ovvio, normale, matematico. Ma noi dobbiamo costruire una moschea in modo tale, bellissimo, che i nostri figli non perdano l'identità. Quindi il nostro cammino è ancora più duro, è ancora più... Dobbiamo lavorare insieme, mano per mano, per costruire una moschea come si deve. Il primo passo abbiamo comprato, il secondo passo è costruirlo e il terzo passo è costruire, di comprarsi un cimitero grande, perché a noi non va mica bene spendere mare di soldi per qualsiasi musulmano. Lui muore e dobbiamo noi
tutti i musulmani devono aderire per mandare quel corpo morto del nostro fratello al suo paese, ma noi cosa spendiamo? 7.000, 5.000 euro, sono tanti soldi sprecati che noi ci abbiamo bisogno. Allora mettiamo le mani per la mano e compriamo il terreno e facciamo un bel cimitero dei musulmani, questo qua come diritti possiamo averlo. E l'altra cosa, noi qua inshallah nel progetto di costruzione dobbiamo fare su un asilo per i nostri bambini, un asilo per i nostri bambini già nel programma, una scuola e anche un asilo, e quindi anche i nostri figli, mi hanno raccontato marea di fratelli che portano i loro figli dalle donne italiane che fanno babysitter. Noi no, noi vogliamo che le nostre donne che stanno lì a fare niente, o magari la sorella che ha bisogno di un po' di cose, che arriva qua a lavorare sull'asilo, ma io mi fido a lasciare il mio figlio con una delle nostre donne che dicano la ilaha illallah Muhammadun, meglio di una che alla fine della fiera dice oh Gesù Cristo e metterà sulla croce. Quindi l'educazione, noi abbiamo paura per i nostri figli, perciò aiutateci con la preghiera, col centesimo, con l'euro, con quello che volete, ma a costruire un asilo come si deve, la scuola come si deve, aria per i matrimoni, perché noi vogliamo anche, perché i nostri figli ormai stanno crescendo. Noi abbiamo deciso come centro islamico di costruire una sala solo per le feste, per gli incontri che facciamo, seminari, per le feste, perché i nostri figli prima o poi devono sposarsi, devono conoscersi, e quindi facciamo le feste. E io, come i nostri fratelli dell'Africa, ho fatto un mare di matrimoni qua, alhamdulillah, però vorrei vedere anche l'altro lato, che sarebbe gli arabi. Gli arabi anche loro, i loro figli devono crescere, devono conoscersi e devono anche fare il matrimonio. Perciò dove andiamo a fare il matrimonio? Dobbiamo chiedere all'oratorio di qua, alla chiesa di là, ma venite qua al centro, fate il vostro matrimonio, fate il festa. Quindi il musulmano è sempre contento, perché dalla moschea parte, e noi dobbiamo essere, la nostra partenza è la moschea. Come diceva Sheikh prima, la moschea, Rasul sallallahu alaihi wasallam quando ha costruito la moschea, dalla moschea si parte tutto. Dalla moschea parte sia la pace sia la guerra, sia la costruzione, sia il futuro, sia la politica, sia non politica. Dalla moschea si parte, poveretti del tempo della Rasul sallallahu alaihi wasallam, cosa facevano? Facevano su una corda attaccata, arrivano ashab al-Siffa, sono musulmani, ma arrivano, non hanno niente da mangiare, non hanno niente, arrivano i più ricchi e attaccano su questa corda qua da mangiare o vestiti. Arrivano questi poveretti qua che abitavano nella zona della moschea perché non sanno dove dormire, prendevano il minimo indispensabile per mangiare. Quindi sapete che anche la moschea fa il suo dovere, dà da mangiare, aiuta. Adesso come il tempo di crisi, come vogliamo, sappiamo che c'è il tempo di crisi e sappiamo che c'è una fila verso il Caritas. I musulmani, cari fratelli, vanno verso il Caritas a chiedere limosina. Io ho incontrato l'assessore comunale, mi ha detto fammi piacere Presidente, così vogliamo organizzare un incontro con il provosto di Lecco, che sarebbe il capo supremo della Chiesa cristiana, il centro di Lecco, il più grande, per far che il nostro centro aderisce con un po' di soldi alla Chiesa, perché loro hanno il Caritas e almeno i musulmani sono diventati un po' pesante perché non hanno ente dove raccoglierlo e vanno subito in Caritas. Noi come centro islamico dobbiamo aderire con un po' di soldi, almeno 10.000 euro, 15.000 euro alla Chiesa, così loro preparano da mangiare e danno